Buonasera, bentornati e bentornati a Squadra che Vince. Oggi giovedì 14 dicembre torniamo a parlare di energia. Come di solito nei giovedì ci occupiamo spesso di temi economici, quindi parliamo anche e parleremo prezzi del petrolio, dei combustibili, benzina, diesel e non solo, anche costo dell'energia, mercato tutelato che sta per concludersi con la fine dell'anno, insomma tanti temi sul piatto, e lo faremo in compagnia di Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, e in coda anche con il consigliere regionale della Lega Marco Andreoli, presidente della terza commissione che si occupa di agricoltura ed energia. Ma andiamo con ordine, vediamo il tema di approfondimento preparato dal nostro Alessandro Bonfante dal sito veronadaily.it. COP28 e politica energetica, l'Italia deve fare di più, questo è il tema che vi proponiamo e è appunto dedicato ai temi che vi ho annunciato in premessa. Servono scelte più incisive? Cosa ne pensi? Ne parliamo appunto oggi, indicandovi che nelle scorse ore insomma si è conclusa la 28esima COP, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Dubai. 198 delegati di rispettivi paesi hanno concordato un percorso per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Leggiamo anche le dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin, che dice: io manifesto soddisfazione del nostro paese per un motivo sostanziale. Loro sanno bene che è una delle battaglie che abbiamo sempre portato avanti è quella di non mettere in discussione proprio il 2050, anzi vogliamo arrivare prima di quella data alla decarbonizzazione, ma la transizione va governata e deve avere un equilibrio, e devo dire che nel documento COP28 traspare questo equilibrio con uno sforzo di mettere d'accordo i più ambiziosi e i meno ambiziosi, così dice il nostro ministro. Scendendo appunto parleremo anche di rigassificatori, perché c'è stato un decreto energia approvato a fine novembre dal Consiglio dei Ministri, e ne parliamo con Federpetroli Italia, che si dice soddisfatta per lo sblocco iniziale e sull'accelerazione dei progetti che riguardano questi strumenti. Qui vediamo nella foto Michele Marsiglia, che sentiremo tra poco ospite nei nostri studi. Come vi dicevo, oltre a lui anche il consigliere regionale Marco Andreoli. Andiamo a vedere il sondaggio di oggi. Luce e gas, il nostro paese ha bisogno di una politica energetica più incisiva? Potete rispondere ed esprimervi con un sì. Qualsiasi strada è da provare per renderci autonomi dai fornitori di combustibili fossili, oppure no, strade come rigassificatori e nucleare non sono percorribili. Quindi votate, esprimetevi domani sul Daily, vedremo come sarà andata. Lasciamo spazio a un po' di pubblicità, poi torniamo con Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, e a seguire, dopo uno spazio pubblicitario, il collegamento con Marco Andreoli, consigliere regionale della Regione Veneto, in capo alla Lega. Con l'HBB TV puoi trovare Radio Adige anche sul digitale terrestre. Collega la tua Smart TV ad una rete internet, wireless o via cavo. Cerca sul digitale terrestre il canale 19 TV7 Triveneta. Premi la freccia in su del tuo telecomando e seleziona l'icona di Radio Adige. Guarda le nostre dirette e ascolta la tua musica preferita. Siamo rientrati in studio. Come annunciato in premessa, oggi ci occupiamo dei temi che riguardano l'energia, il gas, perché no, anche i carburanti. Sappiamo che dopo i grandi picchi, soprattutto i costi energetici registrati nel 2022, c'è stata una flessione. In questi giorni il prezzo del gas anche è tornato a livelli assolutamente accettabili. Per capire come mai ci sono queste variazioni di prezzo e questi volumi che si alzano, si abbassano, abbiamo di nuovo in studio, è un bentornato al presidente di Federpetroli Italia, Michele Marsiglia. Bentornato. Buongiorno, grazie, gentilissimi come sempre, è sempre un piacere essere qua. Presidente, sa che quando noi dobbiamo parlare di questi temi la invitiamo perché Federpetroli è un osservatorio straordinario per capire certe dinamiche. Allora, partiamo un attimo con ordine. Innanzitutto qualche giorno fa c'è stato COP28, ma c'è stato anche un decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri per cercare in qualche modo di fare chiarezza. Siamo
diciamo a pochi giorni anche dalla fine del mercato tutelato, che quindi apre a degli scenari diciamo nuovi per quanto riguarda il mercato dell'energia e del gas, quindi un periodo di grande movimento con dei prezzi che scendono, poi magari risalgono. Cosa sta succedendo, Presidente? Beh, quello che abbiamo noi detto per il mercato tutelato, che è un lancio con Federpetrolio Italia, è proprio quello che in questo momento c'è un periodo di grande confusione, tant'è vero che il decreto è passato in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, ma già questa settimana è stato modificato, anzi ieri, per 4.500.000 italiani che saranno in una fascia ancora più tutelata e che non si andrà ovviamente a stravolgere. Bisogna capire quale sarà la fascia e quale no. Certamente il decreto energia per l'oil and gas è positivo anche per una questione di nuovi rigassificatori, per quanto riguarda Gioia Tauro e altri, per quanto riguarda le aziende energivore che hanno sofferto nel periodo del Covid e particolarmente per tutta quella che è l'industria mineraria e della scoperta dell'idrocarburo, che verrà per adesso ampliata, e forse anche le famiglie italiane potranno beneficiare del gas e del petrolio estratto in Italia, però ancora tanta confusione. Assolutamente, voi avete fatto proprio un plauso anche al passaggio delle norme che consentono di incentivare l'estrazione di gas nazionale. Questo permette insomma di essere un po' più indipendenti anche da fornitori stranieri, esteri. Ecco, dicevamo il prezzo del gas che è tornato fortunatamente anche ad un livello ed un costo accessibile, o comunque sicuramente non elevato come quello che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti. Come mai ci sono sempre queste variazioni anche significative dal punto di vista proprio numerico e proporzionale? Tra l'altro in un momento in cui ci sono delle tensioni internazionali molto forti che dovrebbero anzi preoccuparci, visto che l'ultima guerra scoppiata, nel senso intensificata, non scoppiata perché esiste purtroppo da tanti anni, in Palestina, diciamo dovrebbe in qualche modo metterci un nuovo campanello d'allarme sulle forniture. Diciamo che i petrolieri cattivi questa volta non ci sono, perché i prezzi dei greggi sono bassi, il prezzo del gas qualche ora fa era a 40, quindi alto sì, ma basso rispetto ai livelli di qualche anno fa che era a 380, quindi i consumatori possono stare tranquilli. C'è una cosa, che il mercato sta reagendo in modo diverso, cioè quello che noi ci aspettavamo dalle borse internazionali per il conflitto palestinese, israelo-palestinese, e per quello ovviamente che è un filone effetto domino dalla Russia, non c'è stato per adesso. Dobbiamo però anche dire che l'inverno è appena iniziato, le scorte di gas sono piuttosto alte, i greggi internazionali, c'è una grossa frammentazione all'interno dell'OPEC Plus, che è ovviamente l'OPEC con l'aggiunta della Russia, dalla settimana scorsa anche con il Brasile, quindi anche quello che sta succedendo al COP28 sta un po' destabilizzando i mercati, però in questo momento possiamo ritenerci fortunati. Io dico sempre, facciamo litigare l'OPEC e prendiamo il beneficio noi, almeno sui prezzi sia dei greggi che della benzina, perché anche i prezzi della benzina comunque non sono alti. Non sono alti rispetto, diciamo, a un recente passato dove abbiamo sfiorato, anzi superato i 2 euro al litro sia per il diesel che per la benzina verde. In realtà adesso siamo attorno a 1,78 euro, 79, insomma giù di lì. Dicevamo, ha citato la COP28, da questo grande appuntamento, diciamo, nasce anche questo messaggio. Siamo sull'ANSA: triplicare le rinnovabili, raddoppiare efficienza energetica al 2030. Sappiamo insomma che ci sono grandi obiettivi, grandi sfide, però non è facile nemmeno raggiungere, servono grandissimi investimenti. Noi come Italia, secondo lei, stiamo facendo abbastanza, oppure, come ha spesso sottolineato, la mancanza atavica di una politica energetica la stiamo ancora pagando? Beh, stiamo facendo, prima di fare abbastanza, noi stiamo combattendo le emissioni di CO2 o del mercato petrolifero negli Emirati Arabi come primi produttori dopo l'Arabia Saudita, quindi noi stiamo giocando in un campo che ancora non si capisce. Infatti nel COP28 stanno un po' litigando perché sia alle minori emissioni di CO2, ma diminuire le quote petrolifere quando si sta facendo di tutto per
aumentarle. L'Arabia Saudita questo sta facendo, infatti anche un po' quella, permettetemi di dire, gaffe del presidente del COP28 che ha detto possiamo fare quello che vogliamo ma tanto le quote di petrolio si alzeranno sempre di più, quindi potevo usare più d'attenzione, però diciamo che è una dichiarazione velata che è passata non pubblicamente. Quello che si sta facendo in Italia è diverso. Quello che si potrebbe fare, allora lì possiamo aprire un grande discorso, perché il Presidente del Consiglio ha dato il via a questo piano Mattei per l'Africa. Ben coinvolti in tutto questo, abbiamo dato comunque sempre appoggio, lo continuiamo a dare, ma serve anche un piano Mattei per l'Italia, perché se proprio vogliamo parlare di Mattei ha scoperto in Italia il gas e poi è andato in Africa, è andato in Medio Oriente, quindi in Italia ancora è un po' bloccata la situazione per quanto riguarda l'oil and gas, quindi non parlo solo delle compagnie petrolifere, parlo ovviamente di chi fa perforazione, di chi fa ricerca. Intensificare le operazioni in Italia, come ha detto lei prima, del decreto energia porterebbe comunque ad avere un maggior introito sia per le casse dello Stato sia per la nostra energia, quindi sia le forme di energia rinnovabile a tutte le forme di energia, il mix energetico che è formato da tutte le forme di energia. L'importante è che dalla legge, quindi dalle parole, si passi ai fatti, se no restiamo comunque fermi per altri 15 anni a danno ovviamente dei consumatori italiani, che siamo un po' tutti quanti in questa situazione. Assolutamente. Rispetto a un primo allarme che avevate lanciato anche come Federpetroli Italia sul conflitto che interessa Gaza tra Palestina e Israele, in cui avevate sottolineato anche il rischio, no, per l'Italia delle forniture energetiche, sono passati alcuni mesi da quel primo allarme, la situazione si è un po' stabilizzata, insomma possiamo stare abbastanza tranquilli per quanto riguarda l'approvvigionamento. Fortunatamente anche il meteo ci aiuta, dicevamo fino a qualche giorno fa comunque non c'era così freddo, negli ultimi giorni effettivamente è arrivato un po' l'inverno, ma siamo comunque a dicembre. Possiamo stare tranquilli, ma il Medio Oriente, per chi lo conosce come me, è una polveriera che può scoppiare da un momento all'altro, quindi noi abbiamo la parte della striscia di Gaza, che comunque è una parte palestinese, e una parte araba contro una parte più ebraica, diciamo che è Israele, che non si può nascondere, e quindi Gaza è parte della West Bank, quindi quell'autorità palestinese è appoggiata da paesi arabi, quindi noi siamo anche in una situazione un po' particolare, perché troppa sponsorizzazione di una parte e dall'altra ha portato l'opinione pubblica internazionale, specialmente quella europea, a schierarsi. Invece in questi casi, dove l'Italia è compromessa perché l'Italia è un cliente con vari fornitori che si chiamano Medio Oriente, bisogna stare un po' attenti. Come ha visto, noi abbiamo criminalizzato l'Algeria per alcune dichiarazioni pro Hamas, ma adesso l'Algeria è il nostro primo fornitore di gas. Abbiamo criminalizzato un po' il Qatar, ma il Qatar è un altro nostro primo fornitore di gas, quindi noi non bisogna stare con due piedi in una scarpa, perché è poco diplomatico dirlo, ma penso che l'Europa e l'Italia, almeno sul campo energetico, debbano stare al loro posto. Poi il Medio Oriente è un po' tanto difficile, anche perché quello che si dice ai vostri microfoni, ai microfoni anche delle altre televisioni, dei vostri colleghi, poi si ripercuotono quando noi andiamo a operare in determinati paesi, e lì la situazione diventa un po' più complicata, dove la diplomazia internazionale non riesce più a fare niente, perché comunque ci sta un contro e un ostruzionismo che deriva un po' da quello che si è detto prima. Quindi tanta attenzione. Il mercato adesso sì, lo scontro c'è ancora. Gaza è diventata, si è sempre definita giornalisticamente, certo, una prigione a cielo aperto. Oggi speriamo che finisse come il prima possibile, come tutti i conflitti, però diciamo che il Medio Oriente in questo momento è ancora stabile e godiamo questa stabilità, perché poi noi siamo totalmente dipendenti da una lingua di terra dove l'idrocarburo, gas o petrolio è presente, quindi dobbiamo comunque stare un po' con la testa un po' più bassa. A proposito, torniamo un attimo a COP28, questo altro titolo sempre dell'ANSA, insomma c'è stata una presenza record di lobbisti delle fonti fossili, insomma abbiamo spiegato anche il perché siamo proprio nel Medio Oriente, nella terra del petrolio, e chiaramente è più facile raggiungere questo grande appuntamento per coloro che vivono di queste economie. Ecco, si parla anche di transizione energetica, di transizione ecologica, siamo ancora molto legati però, e lo dobbiamo dire senza interpretazioni, insomma, alle fonti fossili, Presidente. Lo sforzo, dicevamo, è tanto quello di cercare fonti alternative, di
di essere più green in generale, però sarà una transizione lenta, anche perché dicevamo servono tanti soldi per... Mi viene un po' da sorridere su una cosa, che i lobbisti che ci sono tutte di compagnie petrolifere internazionali e americane, quindi comunque adesso lasciamo ai telespettatori fare qualche pensiero anche più facile su questo. Lei consideri che comunque l'idrocarburo oggi rappresenta l'80% della nostra risorsa per i fabbisogni quotidiani che ci sono, da tutto, da quello che sono i colori per gli abiti, da quello che sono tutti i colori, la petrolchimica, quindi oggi no dire assolutamente vietato le energie alternative, ma le energie alternative non riescono a soddisfare il fabbisogno dell'idrocarburo. Poi sa, noi facciamo continue scoperte, ci sono zone che sono vergini come la Libia, l'Arabia Saudita ancora da esplorare, c'è tutta la parte offshore, quindi del fondale marino, anche quello italiano, perché come vede già la regione Veneto ha alzato delle barricate a questo nuovo decreto energia che si dice cerchiamo di sfruttare di più. Allora io sono convinto da anni che sì, che ci sia un'ecocompatibilità che deve essere rispettata di più da 20 anni fa, però ci deve essere comunque che la ricchezza che una nazione ha venga sfruttata. Certamente se mi dice di trovare un'altra fonte di energia, ma non perché sono di parte o non sono di parte, noi abbiamo aziende associate anche nell'energia alternativa, io lavoro anche per queste strutture, quindi è giusto che il mercato deve sfociare lì dove c'è business e dove si può fare, dove c'è un rendimento. Però oggi l'idrocarburo, quindi il gas e il petrolio, sono la risorsa principale e comunque quel picco non c'è mai stato perché continua a arrivare greggio tranquillamente. Quindi sul COP28 noi vedremo la fine e quale sarà la relazione finale di tutto questo, però siamo anche propensi con le compagnie petrolifere a dire una cosa, sia la riduzione di CO2 sia la tutela dell'ambiente, ma lasciateci comunque fare il nostro lavoro, perché non si può cambiare un'azienda dall'oggi al domani, deve essere una transizione, anzi come ha detto il Presidente del Consiglio, le parole le reputo giustissime, una transizione non ideologica, ma che ci sia qualcosa di fattibilità, c'è un criterio per andare avanti, perché con l'ideologia non si arriva da nessuna parte. Sì, una transizione chiaramente progressiva che tenga conto ovviamente di una sostenibilità proprio anche fisica, no, di questo passaggio. Dicevamo, e magari andiamo in conclusione su questo, lo riprendo questo concetto perché è importante, andrei a spiegarlo per i nostri telespettatori. Avete sottolineato molto spesso che noi paghiamo l'assenza di una politica energetica. Certo, adesso ci sono dei decreti, eccetera, però per molti anni ci siamo disinteressati, no, di questo argomento. Anche dopo il disastro di Chernobyl, dove c'è stato un referendum, l'Italia ha abolito il nucleare, da lì però non si è cercato un piano B, di fatto. No, ci siamo disinteressati anche da qualche mese fa, da quando il conflitto russo-ucraino è arrivato meno sulle nostre tavole o nelle nostre case, perché ci sono argomenti che fanno da line-up completamente diversa. Quindi l'energia in Italia manca da 15 anni. È questo che devono sapere i telespettatori, manca da 15 anni dove non c'è stato un criterio di raccolta energetica, non parlo solo di sfruttamento, quindi lo vediamo sull'elettrico, sull'eolico, sul fotovoltaico, si ricorda il fotovoltaico di tanti anni fa, certo. È scomparso, solo quei pochi che hanno investito, poveretti devo dire, sono riusciti ad andare avanti, ovviamente aggrappandosi, quindi la strategia energetica, una politica energetica nazionale manca, come abbiamo visto che manca una politica energetica europea. Noi abbiamo voluto mettere delle sanzioni sulla Russia, però è stata la prima volta che un continente sanziona uno Stato e ovviamente perde più dello Stato sanzionato, perché la Russia, se guardiamo i dati delle esportazioni, ha aumentato le esportazioni da quando l'Europa ha messo. Certo, è una politica, noi stando in Europa dobbiamo accettarla. Le dico chiaramente che lavorando anche in Africa, aziende che non sono sotto la giurisdizione europea, abbiamo lavorato tranquillamente con la Russia, non abbiamo avuto mai niente né nei confronti dei cittadini russi e delle aziende russe, perché comunque non si può, si deve fare comunque un distinguo molto forte da quelle che sono le emozioni un po' dello stomaco vedendo delle scene, però comunque ci sono persone che non hanno niente a che vedere con le strategie militari. Però in questo momento in Italia manca una strategia, e lei consideri che l'Italia è il primo paese dal Medio Oriente e dall'Africa per arrivare all'Europa, è il paese dove è bagnato più da mare, quindi anche la parte logistica, cioè non si deve pensare solo alla raffinazione, bisogna pensare all'insieme dell'energia. Questo ancora manca. Certamente il decreto energia non
lo risolve, e sicuramente ci dovrà essere qualche governo, questo governo, un governo futuro, però più futuro è e più costi ci saranno per tutti i consumatori italiani. Assolutamente, quindi guardando un po' il futuro, Presidente, come immagina, e chiudiamo con questo un po' i prossimi mesi, non è facile fare previsioni perché, come diceva, il contesto cambia talmente veloce che insomma è difficile anche, però che scenario prevede per l'inizio di questo 2024? Ma guardi, io la fiducia che do dopo quello che abbiamo vissuto tra Covid, tra conflitti in questi ultimi anni, è proprio nei consumatori. Prima il consumatore era un po' ignorante nella parola del non conoscere, ecco, non vuole essere alcuna offesa perché sono anche un consumatore, però chi non era dentro non sapeva seguire l'energia. Adesso invece internet e anche le situazioni internazionali hanno portato tutti a conoscere tutto, quindi dalla casalinga al più esperto di marketing o chi fa approvvigionamento in un'azienda. Avere il consumatore una conoscenza molto ampia di quello che è l'energia porta automaticamente anche la politica, non le aziende, la politica a doversi adeguare, anche perché il consumatore che elegge la politica, e quindi automaticamente dove ci sono delle situazioni di disagio come quelle che si stanno vivendo oggi, il popolo, scusi la parola molto retro, si fa sentire. E io penso che comunque questa non è la compagnia petrolifera o noi la forza è quella che ci viene dalla base per poter comunque fare delle riforme o adottare delle politiche energetiche che siano comunque ad hoc per tanti. Poi siamo un bel po' di milioni in Italia, siamo una bella nazione, almeno dobbiamo mantenere alto sto primato un po' in tutto. Assolutamente. E Federpetroli, diciamo, ha proprio anche questo ruolo di interagire con gli alti vertici istituzionali del nostro paese per cercare di sensibilizzare sulle politiche energetiche. Presidente Marsiglia, è stato un piacere riaverla qui in studio con noi, non sarà l'ultima volta perché torneremo a parlare di questi temi legati alle politiche, dicevamo, energetiche, quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, però la prossima volta non vi assicuro che il prezzo della benzina sarà più basso, quindi non dipende solamente da noi. Grazie. E noi adesso lanciamo un po' di pubblicità e torniamo più tardi con la conclusione di questa puntata. Ritorna in grande stile Tutti Amici, ogni giorno in diretta dalle 11 alle 13.30 su radioadige.tv con ospiti, curiosità, novità e soprattutto territorio. Ricordatevi che i protagonisti siete proprio voi, ogni giorno in diretta Tutti Amici. www.radioadige.tv. Siamo rientrati in studio, abbiamo ascoltato le parole del presidente di Federpetroli Italia, Michele Marsiglia. Torniamo a parlare di COP28, visto che l'abbiamo fatto con lui. Guardiamo sul sito dell'ANSA un articolo di ieri, COP28 Al Jaber, accordo storico, per la prima volta i combustibili fossili nel testo. È stato firmato sostanzialmente un accordo all'interno di questo grande evento che si svolge negli Emirati Arabi, in particolare a Dubai, e si va verso, almeno nel testo, la transizione ecologica ed energetica e all'eliminazione progressiva dei combustibili fossili. Queste almeno sono le intenzioni, ma approfittiamo di questo per collegarci, lo abbiamo intercettato in uno dei suoi viaggi istituzionali, il consigliere regionale Marco Andreoli, che è in collegamento con noi. Grazie consigliere di essersi collegato dall'auto, so che è in viaggio per lavoro e impegni istituzionali, quindi qualche minuto ce lo dedica e la ringraziamo. Grazie a voi invece, grazie a voi. Partiamo da questo post provocatorio che è apparso sulla sua pagina, un post pubblico, quindi mi permetto anche di mostrarlo, e dice: organizzare la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in un paese che senza il petrolio nemmeno esisterebbe, gli Emirati Arabi Uniti chiaramente, è un po' come organizzare il congresso dei donatori di sangue nel castello del conte Dracula. Non mi sorprende che la risoluzione che sta uscendo fuori sia una farsa. Ecco, una presa di posizione netta in questo caso, no? Conferma questa posizione di circa 2 giorni fa? Beh, sinceramente sì, ho voluto fare un esempio, un parallelismo anche un po' goliardico, però che secondo me rende un po' l'idea, perché sa un po' di beffa, ecco, visto il periodo storico che stiamo vivendo, andare a organizzare
un evento di tale importanza, portare così tante persone che hanno acquisito ormai una consapevolezza della criticità del momento su alcune necessità non più rimandabili, e queste persone vengono invitate da un cerimoniere apparentemente, diciamo, cortese, disponibile ad ascoltare tutto e tutti, però che in fondo cova un interesse diametralmente opposto a quello dei convenuti. Ecco, questo mi sembra evidente, l'esempio dei donatori di sangue del conte Dracula, ecco. Quindi c'era da aspettarsi che non sarebbe uscita una risoluzione coraggiosa come tutti avremmo voluto. Gli Emirati Arabi, come il Bahrain, il Qatar, questi staterelli del Medio Oriente che sono nati in tempi anche recenti in mezzo al nulla solo ed esclusivamente perché c'era il petrolio che ha permesso sicuramente una grandissima evoluzione della nostra società, delle nostre economie, del nostro benessere, delle nostre comodità, però ha anche creato un grosso problema ambientale che non possiamo più rimandare nella sua soluzione, ecco. Poi quando sento, scusatemi se mi dilungo, ma anche l'Arabia Saudita che ha preso i giochi invernali asiatici del 2029 e molti dicono che è un po' l'anticamera della candidatura ai giochi invernali olimpici tradizionali, quelli che si faranno a Cortina Milano nel 26, in Arabia Saudita c'è un piccolo disturbo, probabilmente ha ricevuto una telefonata, vediamo di ripristinare per quanto possibile e in fretta anche il collegamento. Ricordo che collegato con noi c'è il consigliere regionale Marco Andreoli, che è presidente anche della terza commissione, quella legata ai temi dell'agricoltura e anche dell'energia, quindi una commissione importante. Vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto in tempi brevi. Ricordiamo anche che poi magari chiederemo informazioni al consigliere regionale. La nostra regione si era dotata, lo vediamo qui dal portale, questa notizia dell'ottobre del 2022, anche di un nuovo piano energetico regionale con alcuni punti importanti: la dimensione della decarbonizzazione, la dimensione dell'efficienza energetica, della sicurezza energetica, del contrasto alla povertà energetica e della ricerca e dell'innovazione nel campo della competitività, sempre nell'ambito dell'energia. Ecco, è tornato il segnale. Dicevo, consigliere, finché si è scollegato un attimo, ricordavo che la regione, tra l'altro, venendo un attimo alla regione Veneto, stava concludendo dicendo che è un preludio, diciamo, ai giochi olimpici invernali in Arabia, e quindi è un paradosso. Sì, avete capito il senso, esatto, che mi sembra una provocazione bella e buona. La regione aveva annunciato un documento preliminare per un nuovo piano energetico regionale lo scorso ottobre 2022, non 2020. Ecco, questo nuovo piano energetico regionale prosegue, va avanti. Tra l'altro lei, a proposito di transizione energetica, è stato uno dei fautori della legge sulle comunità energetiche in particolare, quindi volevamo magari aggiornamenti su questo in conclusione. Certo, ma allora quello che può fare la regione in termini energetici è un po' limitato, perché come sapete su questo tema legifera maggiormente lo Stato, il Ministero, però noi siamo in accompagnamento e a sostegno della facilitazione di uno sviluppo, di una creazione di energia e condivisione più locale, perché è l'unica strada per abbattere anche inutili sprechi, ma soprattutto per avere un impatto ambientale minore. La famosa questione delle comunità energetiche ha preso una fiammata in queste ultime settimane, perché sembra essere arrivato il via libera dall'Europa su quel quesito che riguardava gli aiuti di Stato, se un membro o più membri di una comunità energetica uscivano dalla stessa, se rimanevano solo realtà private e non più miste, pubblico-private, se gli incentivi si potevano configurare come aiuto di Stato. Questa è stata una cosa che ha fermato l'iter dei famosi decreti attuativi che abbiamo atteso, che stiamo attendendo tutti. Pare che adesso veramente sia arrivato il semaforo verde, quindi dopo più di 2 anni dal famoso decreto 2019
2021 dovremmo esserci. Appena ci sarà il colpo di pistola, noi partiremo con i nostri bandi, quello della legge appunto che abbiamo fatto l'estate del 22, con i 250.000 euro l'anno, che sono pochi ovviamente per dare stimolo, ma questa sono le ristrettezze del bilancio regionale, che non applica l'aliquota maggiorativa sull'addizionale IRPEF e tutta una serie di questioni. Abbiamo però 10 milioni di euro dal fondo FSE Plus che l'assessore Marcato intende destinare interamente ovviamente alla creazione di comunità energetiche, e potrebbe essere che ne arrivino anche degli altri nel famoso accordo Meloni-Zaia firmato a Verona sui 600 rotti milioni sempre del Fondo Sociale Europeo. Se ci saranno delle risorse da poter mettere sull'energia, ovviamente andranno sulle comunità energetiche, perché sono in un paese che ha scelto di non avere il nucleare, in questa fase, in attesa della fusione nucleare, ma passeranno decenni, è l'unica strada per rimanere competitivi in un mondo molto severo, che è quello dell'energia, che purtroppo ha delle fluttuazioni che vedono paesi come l'Italia, paesi piccoli e non autosufficienti, soccombere spesso e volentieri. Consigliere, grazie per questo contributo, la lasciamo andare, sappiamo che insomma la giornata non è ancora terminata per oggi, per cui buon lavoro, buon proseguimento e insomma ci vediamo magari una prossima volta con più calma qui nei nostri studi. Grazie a voi, buon proseguimento, buon lavoro, a presto, grazie. E questo era il consigliere regionale della Lega Marco Andreoli, che è anche presidente della terza commissione, ricordiamolo. Facciamo rivedere il sondaggio di oggi dal sito veronadaily.it. Luce e gas, il nostro paese ha bisogno di una politica energetica più incisiva, questo è quanto vi chiediamo oggi, giovedì 14 dicembre. Il tema del giorno è dedicato alla COP28 e alla politica energetica italiana, come abbiamo sentito anche dal consigliere Andreoli, e prima da Marsiglia. A Dubai si discute sul futuro dell'ambiente, ma decisioni concrete insomma sembrano essere ancora un po' distanti, perlomeno dal punto di vista operativo. Potete votare e dire sì, qualsiasi strada è da provare per renderci autonomi da fornitori di combustibili fossili, no, strade come rigassificatori e nucleare non sono percorribili. Potete esprimervi poi domani sul nostro daily, vedremo come sarà andato il sondaggio. Per oggi è tutto, Squadra che vince torna domani, grazie per averci seguito.